Allora, parliamo appunto di queste soluzioni alternative alla struttura alberghiera. Poi torniamo sulla struttura alberghiera, un altro problema che ci è stato evidenziato dai nostri telespettatori e che adesso emerge un po' nella sua eclatanza è stato quello della tassa di soggiorno, che finché era 1-2 euro eccetera, quando comincia ad essere cifre importanti, arrivare a 5 euro e più, come certe città. Ne ho pagati 10 ieri a Roma. Esatto, per una famiglia facciamo una famiglia media italiana, 4 persone, diventa estremamente pesante. Come diceva un telespettatore, ho dovuto rinunciare a mangiare una pizza in fretta e furia in un posto che non mi sarebbe piaciuto, rinunciando al ristorantino a cui tenevo tanto, perché faccia il conto lei, fate il conto voi, ha detto, tassa di soggiorno moltiplicata n persone per n giorni, cifra di rilievo, e c'ha perfettamente ragione, per cui questo è un altro problema, ma dopo lo affrontiamo, torniamo dopo. Intanto continuiamo il discorso B&B e quindi strutture abusive. Allora, la sharing economy si spaccia per integrazione a reddito sostanzialmente. Airbnb vi vende il fatto di andare a vivere l'esperienza in una casa, conoscere le persone, è molto simpatico, molto accattivante la formula, cioè vieni a Barcellona a vivere come vive un barcellonese a casa sua. Vedi il tipo di abitazione. La realtà è completamente diversa, la realtà è che sono appartamenti che vengono affittati, spesso, come dicevo prima, non vieni nemmeno ricevuto da nessuno, hai una scheda elettronica che trovi da qualche parte, o al tabacchino, ripeto, sotto o nella portoncina di casa, quella scheda vale un giorno, arrivederci, grazie. Questo è enormemente dannoso per l'economia in generale, guardi, non voglio nascondermi, è sicuramente dannoso per il nostro sistema, però se io un giorno un suo collega al telefono mi dice no, è bellissimo, sa, ho speso 50 euro per stare in un appartamento, e ho detto guardi, se fosse venuto in albergo da me ne avrebbe spesi 100, però tenga presente che io da quei 100, 10 va via subito di IVA. Adesso non voglio perdere mezz'ora a farvi l'analisi di tutte le di tutte le tasse e cose varie. Togliendo la tassazione, io arrivavo a 55, non arrivavo a 60 euro contro i 50 dell'appartamento. Allora io vi domando, con 10 euro solo di differenza, cioè fra 50 e 60, venite in albergo, riverite serviti, se avete mal di pancia alle 3 di notte uno vi fa la camomilla, o andate in un appartamento? Allora è chiaro che è conveniente l'appartamento, è chiaro che è conveniente, per forza non paga un euro di tasse. Noi non abbiamo niente contro alternative alla formula alberghiera, questo sia chiaro, non abbiamo niente, però dovete essere in regola. Sì, magari pagano l'IMU, seconda casa, terza casa. No, pagheranno l'IMU, seconda casa, ma la pagavano lo stesso, cioè stanno mettendo a Venezia, hanno messo in crisi il mercato, già un mercato pesante come quello di Venezia sotto il profilo immobiliare, un giovane a Venezia che cerchi casa, povero, si trasferisce a Marghera, è ovvio. C'è gente che prende in affitto a blocchi interi, pagando affitti stratosferici, perché tanto affittando ai turisti rientra abbondantemente dell'affitto stratosferico che paga. A Firenze non ne parliamo nemmeno, si sta svuotando il centro storico di Firenze, ne parlavamo proprio ieri, cioè, questo è un problema drammatico. A Roma c'è la percezione, in una città enorme come Roma, c'è la percezione di uno svuotamento, perché chiaramente l'appartamento che puoi affittare ai turisti lo affitti a molto di più di quanto lo potresti affittare a una giovane coppia o a qualcun altro. Allora, che si mettano in regola. Allora, prima di tutto fare si chiamava schedina DPS, cioè denunciare le persone che alloggi, perché ripeto, sotto il suo appartamento ci potrebbe essere una riunione di Al-Qaeda e lei non lo sa. Poi bisogna riflettere sul fatto che i regolamenti condominiali dovrebbero prevedere l'assenso da parte degli altri condomini a svolgere questo tipo di attività, perché poi sono costi, come dicevo prima, per il consumo delle strade, cioè, sono costi che si riversano su tutto il condominio e ne gode solo uno. Quindi anche questo non è... I giovani che arrivano dal nord, si imbriagano, fanno casino, eccetera, eccetera, credo che non faccia molto piacere in condominio averli. E queste sono cose che succedono tutti i giorni. Ecco. E poi, ma soprattutto il tema fiscale. Mettetevi in regola col fisco, pagate le tasse. Ma che tasse, perché in che categorie rientrerebbero? Quali tasse? Chi ha 50 appartamenti, abbia pazienza. Chi ha... Allora, c'è il concetto che cercano di far passare loro è quello del sostegno al reddito. Airbnb sostiene che il reddito medio di un cliente Airbnb è di 2.000, un fatturato medio, è di 2.300 euro l'anno.
E io rispondo boom. Come fa chi ha 100, 200, 300, 400 appartamenti su Airbnb a fare 2.300 euro? Anche la media tagliata significherebbe che tutto il resto non fattura neanche 100 euro. Non facciamoci ridere, facciamo ridere. Allora, è un business strutturato. Il business strutturati a casa mia si chiamano imprese. Chi ha 600 appartamenti in vendita, signori, non è un grande albergo, è una catena alberghiera. Ma pagherà le tasse, l'IRPEF lo pagherà? Paga l'IMU, basta. Ma le entrate non sono dichiara le entrate dove? Abbiamo scoperto, quando li scoperti la Guardia di Finanza, non è che abbiamo scoperti noi ovviamente, casi di gente che si fa fare il bonifico su conti esteri, per cui non c'è traccia in Italia. È tutto un mondo che va regolamentato. Però siccome c'è questa attrattiva, al di là del va regolamentato per carità, c'è questa attrattiva perché vuol dire che comunque chi si muove in queste strutture lo fa perché altrimenti non si muoverebbe, perché sì, questa è la risposta. Lo fa anche perché spende metà di quello che spende in un albergo, sì, esatto. Perché favorisce l'evasione fiscale, però bisogna che ci sì, diciamo. Ma allora se noi togliete le tasse anche a noi. Sì. No, ma allora o si tolgono le tasse a tutti, giustamente tutti sarebbero molto felici in questo paese, cosa che non si ha intenzione di fare perché se si toglie da una parte si aumenta dall'altra. Esatto. Se invece il governo ravvede l'opportunità di tassare anche questi, quindi incassare ulteriori soldi, già ne incassa abbastanza dalle tasse, quindi aumentare la tassazione, cosa succede? Che quelle persone che adesso magari 2 giorni se li possono permettere, le tagliano via, non lo fanno, perché l'italiano alla fine quei soldini se li mette, abbiamo visto, nei conti correnti, certo, perché dice non si sa mai e basta, e non si muove. Quindi il sistema turismo ne trae però non invece che un giovamento, un danno, perché io conosco persone che se non trovano quella cifra non vanno. Proprio perché non possono farlo, hanno figli a cui pensare, li concedono la cosa ai figli perché quella è la cifra che si possono permettere. L'albergo ormai purtroppo per molti è diventato impensabile, un sogno ma impensabile. E allora che cosa? Cioè bisogna pensare anche a tutto campo, perché quando io ho un turista che è vero, magari va in quella struttura, chiamiamola abusiva, che dir si voglia, quello che è, però poi fuori il panino lo mangia, poi al ristorantino certo. Va a mangiare la pizza, poi compra il pensiero, perché poi l'italiano col pensierino, con la cosa turistica, cioè fa spesa, va al museo, perché certo. Quindi muove un'economia. Se invece se ne sta a casa, magari va alla grande distribuzione a comprarsi 2 panettoni in più, facciamo l'esempio, per gratificarsi, ma non muove quell'economia, oppure li mette addirittura sotto il letto e dice ma andrà meglio per tempi migliori, quello che è anche successo. Guardi, non concordate, cioè io faccio la provocazione di quelli che... fa benissimo, io me la caverei molto facilmente dicendo che questo comunque è sostenere un'economia in nero che è impensabile, voglio dire, perché l'economia nera è foriera di tutte le peggiori cose. Non voglio cavarmela così. Voglio fare un'analisi un po' più articolata. L'analisi articolata è questa: abbiamo scatenato nel nostro paese la tempesta perfetta. A livello generale, perché in Europa è questo. Noi rivendichiamo, ma in Italia in modo particolare, perché noi rivendichiamo come categoria, ma certificata dal Ministero delle Entrate, che siamo la categoria più tartassata. Perché? Proprio perché il turismo non andava così male negli anni scorsi come andava il metalmeccanico, piuttosto che e l'IMU, la tassa di soggiorno, questo e quello, e tutta una serie di tassazioni. Quindi abbiamo scatenato con questo una tempesta perfetta, perché abbiamo caricato di tassazione un settore che, portandolo fuori mercato per colpa delle tasse, sì. E creando le condizioni per un mercato nero floridissimo al di fuori di questo. Se i numeri, ma ripeto, sono certificati dal MIBACT, certo, sì, stati presentati al MIBACT, sono questi, significa che per ogni turista regolare che alloggia in una struttura che sia alberghiera, che sia un bed and breakfast, ma dichiarato, denunciato, eccetera, per cui a tasse pagate, ce ne sono 2 che sono in evasione. Cioè lei si immagina una Fiat abusiva che produce il doppio delle macchine della Fiat in Italia, cioè è una cosa impensabile. Sì. Infatti. Quindi su questo cosa state facendo? Su questo stiamo facendo guerra, fra virgolette, detta in estrema sintesi, su tutta la linea, perché ne va della sopravvivenza. Allora, per quel che riguarda il côté sindacale nostro, è chiaro che questa è una guerra per la vita, perché lei è andata a Verona, ha trovato Verona strapiena, io sono pronto a scommettere che se mi dà il dato del giorno in cui è andata, chiamo gli albergatori di Verona, gli alberghi di Verona non erano pieni.
perché questo tipo di ospitalità parallela, diciamo, sottrae risorse a chi ha un'impresa stabilmente eretta, sì, a costi stabili, dà lavoro, eccetera, eccetera. E dall'altro canto, siccome ripeto, io non riesco mai a scindere il fatto del bene del paese dal bene della mia categoria. È bene per il paese avere 2/3 del turismo in black? Non credo, non penso. Quindi non è punire, è far pagare giustamente le tasse a chi fa l'imprenditore. Quindi vi state muovendo in questo versante voi? Noi ci stiamo muovendo in questo versante, ma non siamo noi. Siamo noi, i nostri colleghi tedeschi, i nostri colleghi francesi, infatti che un problema la Catalogna, l'Olanda, europeo, l'Inghilterra, New York. New York, esatto, ha già fatto qualcosa. Perfetto. Guardi, Presidente, noi l'avremo con piacere ospite a questo punto il prossimo anno, proprio all'inizio dell'anno, per fare una valutazione del Natale, perché poi incuriosiscono tutti quanti noi, e per parlare poi dei regolamenti regionali sul turismo, che è un altro aspetto molto interessante. Non abbiamo avuto modo di confrontarci, magari anche con la presenza dell'assessore regionale. La ringraziamo della sua presenza, ringraziamo anche voi, il tempo è letteralmente volato, siamo giunti al termine, quindi appuntamento a domani. Grazie, buon proseguimento.